E buonasera a tutti gli amici da casa collegati in questo momento su Lombardia TV. Questo è Che Calcio Che Fa, arrivata alla sesta puntata. A noi a Che Calcio Che Fa piace parlare di calcio a tutto tondo e quindi non parleremo solo delle coppe che sono appena finite nel turno infrasettimanale, non parleremo solo del campionato di calcio, lo faremo più o meno nella seconda parte della nostra trasmissione. Ci piace parlare di calcio a 360 gradi e lo faremo questa sera con due, io li chiamo amici perché ci conosciamo da un bel po' di anni, amici giornalisti, anche non, e dopo capiremo per quale motivo, che amano trattare il calcio come una materia viva su cui si può costruire, si possono costruire progetti, e quindi ho il piacere innanzitutto di presentare alla mia sinistra Tommaso Lavizzari, direttore di Soccer Illustrated. Grazie mille Fulvio, buonasera a te, buonasera a tutti quanti. Ho dimenticato qualcosa? Direttore di qualcos'altro? Direttore anche di Sport Tribune, Soccer Illustrated, autore per Mondadori e giornalista. E basta, diciamo poi, sintetizziamo col giornalista, direttore, che qua anche la volta scorsa c'era Mauro Corna, editor in chief, ormai tutte ste cariche, poi alla fine il lavoro è quello. Mentre invece alla mia destra un amico di lunga data, io non so neanche se puoi definirlo DJ, perché poi in realtà è un produttore, un tuttologo. Oggi DJ è molto abusato. Uomo di grande cultura, Enrico Lazzari. Ciao a tutti, ciao Fulvio e grazie. Allora, innanzitutto partiamo con una cosa. Che Calcio Che Fa utilizza chiaramente il suo spazio per poter parlare anche di prodotti editoriali che non sono solo collegati alla questione calcistica. Abbiamo avuto qualche puntata fa Luca Serafini con il suo primo romanzo Lady Stalker, e oggi invece abbiamo Tommaso Lavezzari con la sua ultima fatica letterata. Non so, poi ultima o la seconda? Adesso non mi ricordo più. Allora, questa è la seconda e l'ultima. Nel senso che è il secondo libro che scrivo insieme a Francesco Aldo Fiorentino. Vediamo un attimo la copertina. Esatto, eccolo qua. Eccolo qui, che appunto è uscito per Mondadori il 19 di giugno per i 40 anni appunto di Un mercoledì da Leoni, che è un film chiave non solo per la storia del cinema, perché è un film proprio dal punto di vista autoriale molto importante, ma è un film che dentro di sé racchiude un passaggio molto importante della storia americana, ovvero il passaggio dal sogno americano a quello che li ha riportati alla realtà, la guerra del Vietnam, gli omicidi dei due Kennedy, di Martin Luther King, le rivolte sociali dei neri e l'arrivo degli hippie, della droga, e tutto questo viene raccontato attraverso 4 mareggiate e la vita dei 3 protagonisti. È un film che ha segnato non solo la vita dei surfisti, ma a tantissime generazioni, tant'è che proprio all'inizio abbiamo avuto il piacere di ospitare il parere di alcuni amici giornalisti e non solo, che raccontano appunto come nel 1979, anno in cui è arrivato in Italia il film, la visione di questo film abbia completamente stravolto anche la loro vita. In molti poi sono stati spinti a praticare il surf, che all'epoca era uno sport di nicchia, tant'è che Francesco Aldo Fiorentino, con cui ho scritto il libro, è credo il primo surfista italiano, o comunque uno dei pionieri italiani. Era il primo in assoluto. C'era solo lui all'epoca. Tu poi parli di un periodo storico, perché io mi ricordo, tu ti ricordi il cinema in Viale Porpora a Milano? Sì, perché i miei nonni abitavano proprio in Via Porpora, per cui proprio verso quando ero che si chiamava, non mi ricordo più. Non mi ricordo neanche. Però mio padre ogni volta che ci passava davanti mi diceva... Non so se era Cinema Perla. Non lo so, comunque vabbè, questa è una dimenticanza relativa, però mi ricordo benissimo quel sabato pomeriggio quando andai appunto in quel cinema a vedere questo film che ci sconvolse tantissimo da un punto di vista un po' meno, diciamo, concettuale, ma più che altro perché ci sono delle scene anche molto ma molto divertenti che si ricordano nel tempo. Poi è logico, c'è tutta questa storia dietro, questo retroscena che riguarda appunto la società americana. Quindi surf, autori Tommaso Lavizzari e Francesco Aldo Fiorentino, edito per Mondadori, lo trovate ovunque, anche sul web, e lo consiglio sempre perché si risparmia qualche euro a comprarlo dal ecco. web.
Bene, questo è il surf, quindi come metafora di vita, no? Perché in quel momento storico c'era questo cambiamento, cioè era successo un decennio prima, però comunque in ogni caso è una metafora di vita utilizzare il surf, l'attesa della propria occasione, dell'onda giusta, ovviamente, e chiaramente il calcio non può essere in qualche modo lasciato da parte come metafora di vita, e chi meglio di voi due che avete avuto fino adesso, perché è parcheggiata attualmente in questo momento, ma è sempre in essere, una trasmissione che si intitola che calcio che fa? C'era una volta Orei. Ovviamente vediamo un attimo una piccola copertina riguardo a questo, vediamo, eccola qua, quindi questo è il logo con le quattro facce ben precise, perché poi a questo si aggiungono Alessandro Polenghi e Frank Menichella, Francesco giusto? Menichella, sì, il professore. Lui era un po' la scheggia impazzita della trasmissione, perché era più l'inserto, non sempre neanche come definirlo, sociale, sociologico, intellettuale anche, potremmo dire. Noi eravamo un po' più, come dire, scazzati anche su certi argomenti. Più sociali, diciamo, lui invece l'intellettuale, che è un po' trasversale, no? Da un certo punto di vista magari andava a cogliere degli aspetti che sono magari minori, però... Infatti era professore lui. Va bene, questo è quindi C'era una volta Re, una trasmissione che è andata in onda su alcune emittenti importanti a livello sia calcistico e non, trattava quali argomenti, quante puntate avete fatto e quanti anni avete fatto? Allora, abbiamo fatto 7 anni, adesso siamo fermi ovviamente perché stiamo cercando una nuova casa, e io lo riassumerei il concetto, credo che Harry sia d'accordo, attraverso il calcio pop di Giovanni Tarantino, che è un ottimo giornalista di Palermo, che ha scritto un bellissimo libro appunto in cui ha ripercorso la storia del calcio. E siamo stati citati anche. Esatto, e lui... spero non in giudizio riguardo lui ha proprio ci citeranno in giudizio. Ha proprio utilizzato la logica di C'era una volta Re, ovvero di raccontare il calcio attraverso la sua dimensione più pop, per costruire poi un dizionario, una vera e propria, sì, un dizionario pop, del calcio pop, in cui ripercorre, seguendo le lettere dell'alfabeto, banalmente, tutti quei concetti che raccontano il calcio, per cui dai fumetti, e lo fa, e alla C ovviamente c'era una volta Orei, che poi ricompare soprattutto attraverso varie citazioni di Enrico, perché è molto citato nel libro, anche la storia di C'era una volta Orei, quindi questo è bellissimo da questo concetto. punto di vista. Io vi ho seguito un po' di volte nelle vostre trasmissioni radiofoniche, e ogni volta c'era sempre un tema nuovo, differente, oltre a dei personaggi che passavano in studio, su cui veniva cucita la trasmissione, e quindi è sempre l'idea di regalare sempre un qualcosa in più che vada oltre ovviamente al puro dato statistico che è legato alla partita precedente o alla partita successiva che viene fatta nel campionato italiano. Quindi è una visione proprio ad ampio spettro riguardante il calcio. Ma noi abbiamo anche, come dire, operato una scommessa, perché volevamo dare al calcio un taglio, come dire, estremamente sociale, legato proprio anche alla territorialità e agli aspetti leggendari, quindi anche proprio alle tradizioni orali. E appunto per questo che è un percorso anche un po' più difficile, ed è difficile in un momento, in una congiuntura così particolare dell'editoria televisiva, ovviamente radiofonica, riuscire ad avere il giusto spazio, quando in realtà invece questo non farebbe altro che cercare di dare sempre di più credito al calcio in sé, che invece col passare del tempo continua a perdere pezzi di credibilità. Sai, in C'era una volta Orei non c'era solo la logica del calcio in sé, ma anche il racconto, che era una parte, direi, estremamente integrante di tutta la storia di questa trasmissione. Cioè si è perso oggi il gusto della narrazione, che noi invece volevamo riportare dentro, che poi in realtà abbiamo dentro gli episodi calcistici. Abbiamo un esempio in Italia ben seguito anche a livello teatrale, Federico Buffa, sì, che quindi sa cucire delle storie che sono legate non solo al calcio ma anche allo sport in generale, ai vari personaggi, perché quello che non riusciamo più ad avere in questo periodo storico è la capacità di saper ascoltare e soprattutto recuperare delle storie che ci possono affascinare. Invece purtroppo è tutto un po' livellato verso il basso. Io credo che appunto Buffa sicuramente è un esponente molto importante. Il problema è che si è formato attraverso Buffa il buffismo, ovvero tutto lo storytelling legato al calcio e allo sport segue quel filone e c'è meno spazio per altre forme. Noi ovviamente avevamo una forma di narrazione collettiva,
perché a parte che siamo io e lui appunto circondati da altri personaggi, era e poco programmata. Esatto, anche. era più una struttura alla Renzo Arbore, per intenderci, Sì. cioè una serie di personaggi che raccontavano ogni puntata una storia o discutevano di un determinato argomento. Ecco, in Italia manca la capacità, secondo me, di saper variare tra le varie variare tra le varie non è male, variare il modo di narrazione. Sì, forse noi avevamo un'ottica estremamente free nel gestire il programma, che forse su radio, come dire, istituzionali era un po' difficile incanalare, però è anche il bello perché è stata una trasmissione viva, siamo stati anche molto amati da tutto il mondo delle curve, quindi... Sì, avremo bisogno in questo caso, e lo vediamo, ne parliamo spesso tra di noi, anche con altri amici, che avremo bisogno di un visionario che abbia diciamo, la capacità di poter investire da questo punto di vista e andare a creare degli spazi per trasmissioni come la vostra, ma ce ne sono anche tantissimi altri, che, come dicevo prima, riescono a conferire un po' di serietà e credibilità al calcio. Appunto per questo, credibilità e serietà al calcio, ritorniamo sul calcio attuale, incominciamo a in qualche modo a leccarci le ferite di questo calcio, che è una tragedia, no? Perché in Italia si sta parlando di calcio, non ci siamo qualificati per i mondiali, va tutto male, non ci sono talenti, eccetera eccetera, e quindi chiedo magari anzi categoricamente alla regia la numero 3. Eccoli, questi qua sono due personaggi, questo anche per rendere un po' lieve la situazione, anche c'è poco da ridere sinceramente. Sono questi i due artefici oppure no di questa debacle? Sono stati in qualche modo solo gli unici capri espiatori? Io la risposta ce l'avrei, ma siete voi che dovete darla. Chi inizia? Harry o inizio io? Prima Tommaso, vediamo. Va bene, allora no, non sono gli unici artefici, secondo me Tavecchio ha contribuito, Ventura io tutto sommato lo lascio fuori dal discorso perché si parla di campo e secondo me poi il riflesso deriva sempre il pesce puzza sempre dalla testa, ecco, diciamo così. Si pensava che Tavecchio fosse il livello più basso, probabilmente avesse portato il calcio italiano al suo livello più basso. Invece credo che sia ancora peggio quello che è successo da novembre dell'anno scorso a questo novembre, nel senso, in un anno di crisi calcistica in cui si è parlato di grandi rivoluzioni, grandi cambiamenti, non sono stati capaci non solo di riformare il calcio, ma l'hanno portato alla distruzione totale della Serie B, della Serie C, lo vediamo tutti i giorni. Mancanza di figure istituzionali, per poi riappiccicare il tutto riproponendo dei personaggi che sono tutto fuorché nuovi, per cui a mio parere il problema principale, i colpevoli principali sono proprio i dirigenti, i manager che in questo momento e negli ultimi anni si sono occupati del calcio italiano senza avere una logica. E anche quelli che li mettono da dietro le quinte. Invece Henry? Io credo che dal punto di vista mediatico sì, forse avevamo toccato il fondo, perché c'era anche una forma di comunicazione estremamente pedestre che diciamo alcuni personaggi esponenti di spicco dovrebbero conoscere molto anche bene. La forma ci vuole. Anche la forma, soprattutto quando ricopri alcune cariche. Dal punto di vista proprio tecnico direi che le magagne sono molto a monte, già addirittura il sistema genitoriale come si approccia già anche agli istruttori, agli allenatori, e da lì parte già la prima grande crisi, cioè il genitore che vuole far sì che il figlio giochi sempre anche quando magari non è assolutamente esatto, quindi anche una meritocrazia che va un po' anche a saltare fin dai livelli base, da lì poi tutto va a rotoli fino ad arrivare al calcio in Serie A o al calcio internazionale. Al calcio in generale. Va bene, quindi a questo punto volevo farvi una domanda semplicissima, perché poi so benissimo che voi siete legati al calcio anche antico, di nicchia, preciso anche di alcune zone proprio geografiche. Vi posso fare questa domanda: vi piace il calcio attuale, quello di oggi, proprio detto così papale, quello del Cristiano Ronaldo, dei tatuaggi, dei piercing? Allora, a me il calcio piace, adesso come mi piaceva all'epoca, come mi piacerà un domani, nel senso che se parliamo di calcio legato al rettangolo verde possono esserci degli anni
migliori, degli anni peggiori a livello di talenti, ma il calcio a me piace a 360 gradi. E sempre. Adesso io trovo più difficile identificarsi in una squadra di calcio, trovo più difficile trovare un livello passionale nel sistema e nel movimento, per cui mi piace vedere le partite, ma non credo che sia più così facile essere un tifoso, nel senso che il tifoso per me si è trasformato in cliente, per cui riassumendo mi piace il calcio. Che altro è stato trasformato, non è che ha voluto per sua è stato trasformato, sponte. sì. Io quindi trovo il calcio mi piace e mi piacerà sempre, trovo meno fascino, ecco, lo trovo meno affascinante. Enrico? Sì, è sempre bello, solo che è mutato in un modo radicale, anche perché è arrivata la finanza, che prima era un mondo, direi, avulso da quello del calcio, c'era la figura dell'imprenditore paternalista, ma non c'erano le grandi strutture finanziarie. E soprattutto c'era l'attaccamento alla maglia, che oggi è rimasta però solo appannaggio di quello che è il tifoso. Il giocatore oggi è una persona che arriva, va, si affeziona poco, a volte addirittura i tifosi stessi non sanno nemmeno chi siano i giocatori della propria squadra, perché alcuni sono effettivamente meteore, fantasmi che si vedono poco, e questo influisce molto sulla fidelizzazione. Ecco, allora a questo punto facciamo sempre questo rimbalzo di una domanda molto semplice nella sua, diciamo, proposizione, in realtà molto difficile nella sua risposta. Quindi quale sarebbe, diciamo, visto che parliamo di questa bellissima materia che conoscete voi ampiamente anche sotto altri aspetti, quale sarebbe, se voi aveste la bacchetta magica, no, del primo uomo del calcio, la ricetta per poter mettere a posto le cose? Quindi Tommaso, cosa faresti tu per prima? Calcio in generale, quindi parliamo. Calcio in generale italiano. Allora, una provocazione che non è una provocazione perché ne sono convinto. Bisogna creare la Superlega europea. Nel senso, se noi riusciamo a portare anzi i grandi club multimilionari a giocare un campionato loro, magari lasciando anche una squadra B nei campionati nazionali, torneremo ad avere dei campionati nazionali competitivi. E chi invece è più figlio, diciamo, del sistema PlayStation avrebbe il proprio campionato alla NBA che potrebbe seguire, in cui tutti i giorni ci sono Barcellona, Manchester City, Manchester United, Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chi vuole seguire quello, che è figlio della modernità, continua a seguire quello. Gli altri avrebbero comunque la possibilità di riavere nuovamente dei campionati nazionali, delle competizioni in cui con la possibilità di accesso da parte della vincente del campionato interno sostituisce quella del... Oppure no, cioè sarebbe una lega chiusa. No, secondo me quella americano. lega deve essere chiusa, deve essere sistema americano e produrre i talenti come campionati, diciamo, college rispetto ma come è diventato anche il basket europeo rispetto all'NBA, produce talenti che poi i migliori vanno a giocare nell'NBA. Quindi soppressione della Champions League automaticamente. Ma potrebbero anche rimanere le competizioni UEFA per chi fa il campionato nazionale, cioè mantenere un sistema UEFA e poi creare una Superlega in cui i super club per cui il super club partecipa diciamo all'NBA calcistica, ma potrebbe lasciare una squadra B in cui allevare i talenti all'interno dei sistemi nazionali. Questo ridarebbe a noi appassionati un campionato e un calcio più vero, e dall'altra parte aprirebbe alle nuove generazioni la possibilità di avere il modello PlayStation, che poi è quello che si è creato negli ultimi 10 anni. Ma io direi sicuramente una chiave interna e una comunque esterna. Quella interna, anche gli allenatori dovrebbero dare più spazio alla fantasia, quindi valutare il talento, saperlo riconoscere e dare al talento libertà, quindi alleggerire tutta la parte, direi, estremamente schematica del calcio e la parte tattica, che poi è estremamente ridondante oggi. Dal punto di vista esterno, direi la politica, che ha avuto una ingerenza estremamente forte in questi ultimi anni, e credo che la legge Maroni abbia anche contribuito a allontanare le persone dagli stadi. Oggi andare allo stadio è un percorso ad ostacoli, è un sistema di, come dire, sbarramenti, addirittura c'è anche una dissuasione dall'andare allo stadio. Ecco, occorre riportare le persone allo stadio e bisogna farlo facendo sì che gli stadi non siano solamente teatri asettici, ma anche mondi dove c'è anche un'espressione popolare.
Beh, questo l'abbiamo anche persa perché dopo si confonde spesso l'espressione popolare con invece il tifo ad oltranza anche non giustamente motivato, Ma certe l'Italia volte è un anche con delle paese manifestazioni eccessive. estremamente legato al campanile, quindi se tu togli il campanile agli italiani, togli anche un vettore della loro storia. Sì, questo è vero, su questo ci sarebbe tanto da discutere sul discorso del campanilismo in Italia, ma anche per tanti altri settori, per questioni anche di natura politica, sociale, e dopo alla fine ci dimentichiamo quello che noi siamo proprio come paese in sé, veniamo presi un po' a anche il pesci in biglietto faccia. nominativo, la tessera del tifoso, sono tutti meccanismi estremamente che dissuadono Sì, dall'andare è allo sempre stadio. un paletto in più. È un Io paletto. sottoscrivo ovviamente tutto quello che dice il maestro Henry e aggiungo anche che bisogna riportare la cultura del calcio giocato, cioè della palla che rotola, perché sto notando che ultimamente si sta spingendo sempre di più su questo, sull'essere tifosi duri e puri legati alla maglia a oltranza, e si va allo stadio convinti di essere dei protagonisti del calcio, mentre i protagonisti del calcio dovrebbero essere i calciatori e il gioco. E in questa dimensione un po' si è persa. Io credo che si stia perdendo la passione per il gioco, sostituendola con un po' appunto l'illusione che anche poi il mondo creato dai videogiochi ha portato. Non siamo, quello che ha detto l'altro giorno Kolarov, è stato un messaggio un po' forte, ma io lo sottoscrivo in pieno. Cioè il tifoso di calcio, iniziamo a ritornare a guardare il calcio. Sì, fatti i tifosi, Esatto, poi ma guardiamo le partite. esatto. Poi vedi Fulvio, oggi anche il tifoso è diventato un commercialista, parla di plusvalenze, parla di minusvalenze. Una volta il tifoso parlava dell'aspetto del tacco, esatto, non so, di era Mancini emozionato dal al gesto volo. tecnico, Certo. ma non parlava di bilanci. Bisogna tenere duro da questo punto di vista. Dopo vi farò una domanda ben precisa che riguarda, diciamo, i grandi campioni del passato, che credo ve l'avevo un po' anticipato, ma lo facciamo perché è giusto fare una sorta di amarcord. Nel frattempo parliamo sempre di calcio italiano, parliamo della nazionale, quindi siamo partiti da Ventura ovviamente, e quindi adesso c'è Mancini, quindi vi faccio una domanda: sta facendo bene? I talenti che non ci sono si vedono un po' all'orizzonte in alcuni prospetti oppure no? Allora, qualcosa un po' sta migliorando. A me piace molto Mancini, soprattutto nel ruolo di CT, perché non l'ho mai reputato un grande allenatore, ma è sicuramente un grande conoscitore di calcio, è uno che riesce a capire il talento, a trovare il talento nei giocatori. In questo momento un po' secondo me sta un po' facendo anche il personaggio, nel senso che sta convocando dei giocatori sicuramente che hanno una loro logica e un loro senso, ma al contempo che sono un po' una forzatura. Ma ci sta, perché è una provocazione che in questo momento, di cui il calcio italiano in questo momento aveva effettivamente bisogno. Non vorrei essere nei suoi panni per quanto riguarda le convocazioni, proprio perché non vedo dei grandissimi talenti. Due in particolar modo secondo me possono essere i pilastri su cui si può costruire il futuro del calcio italiano, e vedo in Barella e in Chiesa. Non stiamo parlando di grandissimi campioni, sono entrambi ottimi giocatori, più Barella di Chiesa per molti aspetti. Mi auguro che entrambi o trovino una collocazione in Italia, che però non può essere sempre la Juventus, in cui crescere a livello internazionale, oppure di andare a giocare all'estero. Questa Perché sarebbe la soluzione per farli un po' crescere, sì. e capire un po' anche lo stesso Verratti, che alla fine dopo, se lo fai giocare, alla fine comunque è un giocatore che gioca con alcuni compagni in reparto, in attacco a centrocampo di altissimo livello. Enrico, invece il tuo pensiero riguarda questa nazionale, Allora, Mancini, talenti? Allora, meglio lì sicuramente che ad un club, perché io lo vedo più come un manager rispetto che un allenatore proprio che sta lì ogni giorno insieme alla squadra, e questa è la mia idea. Direi che per quanto riguarda i talenti non esistono più in Italia, esistono ottimi giocatori, buoni, ma diciamo il campione che ti fa fare il salto non esiste più. Quindi direi che forse sarebbe meglio spingere su quella che è un'italianità, cioè andare alla tradizione. Noi siamo sempre stati, come diceva Gianni Brera, femmina dal punto di vista calcistico, ritorniamo a esserlo e forse ritorneremo a vincere.
Cioè il guardiolismo io non lo vedo molto nella nazionale italiana. Qua potremmo tirare fuori un argomento che abbiamo discusso prima su un allenatore del passato che aveva tagliato un po' i talenti a favore dello schema, e qua apriamo un mondo che però non basterebbero ore e ore, 24 ore di discussione. Allora però a questo punto abbiamo solo 5 minuti, però 5 minuti riusciamo a fare una formazione congiunta, oppure se volete fare separata, però abbiamo solo 5 minuti. Allora la formazione che vi chiedo è quella, la formazione del cuore dei giocatori sia italiani che stranieri, magari non mettete tantissimi stranieri, cercate di fare una formazione appetibile che sappia stare più o meno in campo, nel senso che non possiamo mettere 10 numeri 10 e un portiere, ma un modulo in linea di massima. Bravo. Quindi anche da scegliere come modulo, potrebbe essere anche quello degli anni 60 per esempio, tradizionale, che poteva essere quello dei 4 centrocampisti, 4 difensori più 3 centrocampisti più 2 ali e un centravanti, oppure un 4-4-2 di sacchiana memoria. Vedete un po' voi, avete 4 minuti e mezzo. Io l'avevo fatta a C'era una volta Rei, Sì? ed era quella che io Quella che ti vedevo. piace, dei campioni che ti piace, buttatela esatto, insieme. se diciamo il riuscite. mio tempo era. Allora, il modulo. No, classico, con i proprio ruoli definiti. Terzini ale. Esatto. Ok. Io avevo visto Zoff, Fox, Maldini. Allora, sei d'accordo tu Sì, su no, ma questo? poi dopo tanto è velocissimo. L'avete già 4 minuti. Sì. Sì, Allora, sì, vai Zoff, tranquillo. Fox e Berti Fox, Maldini. Berti Fox e Maldini, quindi terzino Arcigno con un terzino fluidificante sulla sinistra, e Zoff hai detto, no? Sì. Quindi Zoff è un portiere, diciamo, che non regalava molto alla platea, però era molto tecnico. Però poi io comunque vedevo un Tardelli, Beckenbauer, No, e lo stopper? Chi metti lo stopper col libero? libero Beckenbauer. Ah, Beckenbauer, quindi facitore di gioco da dietro con uno stopper. Ecco, io non mi stopper- dire Schwarzenbeck, In teoria c'era anche Schwarz, ma io vedevo anche Tardelli in quel ruolo. Lui è un po' fantasioso Sì. nelle formazioni. Vabbè, questo perché ti piace Tardelli, che giustamente ha curato dei grandissimi numeri 10, quindi più o meno ci si può avvicinare. Quindi vabbè, adesso andiamo a centrocampo. 3 centrocampisti? Allora, io chiaramente Un centro vedevo- mediano? Ma le mie, diciamo, i miei 5 erano Lato, numero 7, 11 Gigi Riva, Ok. 9 Boninsegna, Sì. 10 avevo messo Rivera e 8 avevo messo Benetti. Manca uno, mi sa. Manca uno. Manca il 6 che era comunque centromediano, il Sì, centromediano. Rosato avevo messo. Beh, allora qua cioè, metti, diciamo, come facitore, è molto retro, eh? Sì, molto retro, Ma io quindi- sono un uomo retro nel calcio. Allora, quindi rimettiamo Rosato davanti a Beckenbauer, Tardelli lo mettiamo un po' più davanti con Benetti e, hai detto? Rivera 10. Rivera, forse devi invertire Benetti al centro con Tardelli un po' più a destra di copertura, però a te te lo sradico dalla... E dalla- Boninsegna a centravanti. Quello su quello Chi sottoscrivo. era il portiere tuo? Zoff. Zoff. Su questa analisi che è molto anni 60-70, più Io te la 70. faccio più rapida Sì? ancora. Allora, perché avevo dei giocatori preferiti nella mia... Allora, a me mi piacciono molto i portieri fisicati, per cui Peruzzi. Però Ti la devo scelta- fare portiere italiano Peruzzi, perché mi è piaciuto sempre Ok. moltissimo. Disposizione in campo che modulo? Ma 4-4-2, Ok. diciamo che poi è un po' modificabile. Metterei Tassotti, perché è stata una mia Ok. grande passione giovanile, sulla destra. A sinistra Pato Branco, perché era il mio idolo da bambino, che giocava nel Punizione Genoa. di sinistro. Punizione mi piaceva moltissimo. Genoa. In mezzo metterei, che mi piaceva molto, anche Ronald Koeman, per cui sceglierei lui, ovviamente Franco Baresi, perché è stato il mio mito di sempre, è ancora adesso il mio mito. In mezzo al campo metterei, diciamo, con un po' più di fantasia uno Johan Cruyff, perché è uno dei giocatori Nei che ho due amato centrali? di più, nei due Nei due centrali. centrali? Nei due centrali. A destra io sono sempre stato innamorato di Roberto Donadoni, per cui metterei Roberto Donadoni. A sinistra, a centrocampo, io ero innamorato da bambino di Thomas Hessler. Capisco che sia un po' strano, ma a me piaceva Come me molto Lato, Thomas su Hessler. quei Sì, numeri. infatti, Esatto. In mezzo al campo l'incontrista assieme a Cruyff. insieme a Cruyff è quello che in questo momento mi riesce più difficile identificare. Metterei forse Albertini un po' più, diciamo, Sì, un difensivo, geometra, un ingegnere del centrocampo ma un regista con- davanti. La mia grandissima passione, anche se in questo caso è forse un po' una forzatura, Eric Cantona,
e di fianco il sogno della mia vita, che è sempre stato Marco Van Basten, per cui questi sono i due attaccanti. Ne avrei altri 15 o 20 da mettere, però diciamo che questi coprono un po' tutte le mie passioni. Su questo giovanili. il Cruyff per me è il top, Esatto. quindi mi piace moltissimo come scelta. Sono un po' scettico sul Ronnie Koeman. Ecco, quello Ma Ronnie perché Koeman, mi piaceva? ecco, Ronnie La sua Koeman- è più tecnica No, rispetto alla mia, la mia è più sì, fisica. è in vero, certi hai momenti. ragione, perché poi comunque mi viene in mente quella difesa a 3 con Ronnie Koeman nella Cioè io finale metterei di Atene. Beckenbauer, io metterei Sì, Beckenbauer vabbè, e piedi Baresi, buoni. però sono due liberi, invece l'altro lo metto un po' più in marcatura rocciosa, ma poi mi era simpatico, mi piaceva tantissimo l'Olanda degli anni 90, 88, insomma io sono cresciuto un po' con quell'immaginario, mi piaceva tantissimo Predomo in porta ad esempio, però tu hai detto di stare un po' più sugli italiani, per cui Beh, no, vabbè, ok, ci può anche stare. Beh, la mia ne ha dentro molti di italiani. Infatti, va bene, allora farò le due clip delle due vostre formazioni, poi le metteremo sui social, vedremo chi le voterà. mi Nel frattempo, insulteranno tutti come sempre. vabbè, dai, mi piace lavorare in questa direzione nel cercare di trovare delle soluzioni un po' particolari, perché ognuno ha proprio passione, oltre a mente tattica riguardo a questo. Abbiamo 30 secondi di pubblicità, poi ritorniamo subito. Bene, riprendiamo la seconda parte di Che calcio che fa, la seconda mezz'ora. Abbiamo parlato nella prima mezz'ora appunto con i nostri ospiti Tommaso Lavizzari ed Enrico Lazzari del calcio, della situazione attuale, un po' malato, ma anche quello meno malato che riguarda invece un po' il passato, e ogni tanto magari anche la lacrimuccia ci viene fuori. Arriveranno dei tempi migliori. Nel frattempo arriva anche il periodo della Serie A, e quindi non possiamo non parlare del prossimo turno infrasettimanale, ma prima di parlare e discutere delle varie partite in una forma non approfonditissima, però insomma ci sono delle partite molto interessanti, ho fatto una piccola disamina, quindi sono 6 tabelle che riguardano le prime 5 più la Roma, perché la Roma è distante dalla zona Champions, però comunque in ogni caso non si può ipotizzare una Roma così distante dalla vetta, insomma dalle prime 4 posizioni. Quindi se andiamo a scorrere un attimo le varie partite, ecco, per esempio partiamo chiaramente con la capolista, vediamo chiaramente che ha delle partite, questa è la sorpresa diciamo che sta alla base. Adesso prendo il foglio prima che mi volino tutti, ecco. Allora abbiamo la Juventus con delle partite molto complicate, nel senso che le prossime 6 partite che concluderanno il girone di andata, e dopo ci sarà la pausa e rientreranno attorno al 20 mi sembra di gennaio, abbiamo la Fiorentina-Juventus, Juventus-Inter, Torino-Juventus che è il derby, Juventus-Roma, Atalanta-Juventus che è sempre una partita difficile, anche se poi la Juventus fa quasi sempre bottino, e un Juventus-Sampdoria che è una partita che dovrebbe essere sulla carta abbastanza facile, però come vedete la Juventus ha una partitaccia con l'Inter, ha 2 partite difficili con il Toro in casa perché sempre sfugge dal pronostico, e con la Roma però in casa, e poi 3 partite difficilotte, la stessa Fiorentina che è una partita che ha sempre dei trascorsi particolari, con la stessa Atalanta che è molto forte in casa, e la Sampdoria. Quindi siete convenite in un momento, diciamo, che se riescono gli Juventini a scollinare questo mese, praticamente è quasi già fatta per il loro scudetto consecutivo. Ma posso dire che non vedo tutta questa difficoltà per la Juventus sinceramente a vincere queste 6 partite, anche dovesse perderne 2 nell'elenco, perché vedo, allora l'Inter per me è l'unica squadra che può metterla effettivamente in difficoltà, ma considerando come si è sbarazzata del Napoli appena ha messo la seconda e la terza, perché ha deciso che doveva vincere la partita, la Juventus ha asfaltato il Napoli da tutti i punti di vista. Contemporaneamente credo che l'Inter sia l'unica squadra dal punto di vista del livello internazionale, di alcuni elementi che ha in rosa, che può andare a giocarsela. La Roma sicuramente la può mettere in difficoltà, può tranquillamente perdere dei punti anche con la Sampdoria e l'Atalanta, ma io credo che se la Juventus può perdere questi punti solo ed esclusivamente se la Juventus arriva un po', diciamo,
appesantita dalle vacanze natalizie, ma per il resto potrebbe tranquillamente finire questo filotto a punteggio pieno e non mi stupirebbe. Sei d'accordo che fa filotto pieno in queste 6 No, partite? non dico che lo fa, ma potrebbe tranquillamente e non mi stupirebbe. Sicuramente lo può fare il filotto pieno, magari anche se lascia un paio di punti, nel senso se fa 2 pari, Esatto. però occorre a quel punto capire se il Napoli o chi insegue Giusto. riesce a recuperare. Allora a quel punto rosicchia un po' di punti e il campionato diventa un po' Esatto, più perché allettante. è proprio qui perché è importante vedere appunto i turni del Napoli. Vediamo la slide successiva. Quella del Napoli abbiamo appunto Atalanta-Napoli, sempre sto campo difficile, Napoli-Frosinone, Cagliari-Napoli, Napoli-Spal. Possiamo considerare un filotto di 3 partite da punteggio pieno. Poi c'è un Inter-Napoli molto complicata e un Napoli-Bologna. Non sappiamo il Bologna poi si Ha un campionato, ha una fase facile. Ha una Napoli. fase facile, Dopodiché dopo il Napoli l'Atalanta. ha pareggiato col Chievo. Sì, beh, certo, infatti. Quindi Non è facile nulla, un indubbiamente. percorso di squadra normale, nel senso che il Napoli è una grande squadra che, come tutte le grandi squadre, a volte può pareggiare, a volte può perdere. È la Juve che è fuori categoria. Sì, questo di sicuro. Noi comunque ipotizziamo più che altro le partite un po' più complicate, quello con scontri diretti, perché è logico che l'insidia ci può essere in ogni partita, è ovvio, no? Io vedo magari a fronte di 2 pari che può fare la Juve in quel filotto, vedo tutte vittorie del Napoli. Quindi in realtà il divario si potrebbe accorciare in questo di mese, poco. in questo mese, sì. no? Quindi da 8 punti magari arrivano a 5, magari ne recupera 3. Esatto, ma 5 sulla Juve sono sempre incolmabili. Sì, se mantiene questo passo anche nel girone di ritorno, alla fine sono 10 punti. Rende più interessante il campionato, da questo ma nulla punto di più. vista. Vediamo invece l'Inter, no? L'Inter non è una situazione molto, molto semplice. Eccola qua, abbiamo subito un Roma-Inter in questa settimana, questo weekend, poi abbiamo Juventus-Inter, quindi 2 partite che possono essere pesantissime, un Inter-Udinese che è sempre un punto interrogativo perché non si sa la nuova conduzione in panchina se approderà a cose migliori, il Chievo-Inter, un Inter-Napoli in casa e un Empoli-Inter, quindi ci sono almeno 3 partite veramente difficili, quindi che sono tra parentesi con quelle che sono considerate delle candidate dall'inizio dello scudetto. D'altronde l'Inter è partita molto male, perdendo col Parma, col Sassuolo, pareggiando col Torino, e quindi adesso ci si ritrova con questi scontri. La priorità secondo me dell'Inter è andare tra le prime 4, cioè tra la seconda, la terza e la quarta. Secondo me allora, a meno che di tracolli come l'Inter è abituato in questi ultimi anni ad avere ad un certo punto della stagione, io vedo l'Inter quest'anno più saldamente tra le prime 4 rispetto a quello che poteva fare l'anno scorso, sia per il livello della squadra, sia per il livello di convinzione, sia per il livello delle avversarie, perché la Roma necessariamente si è chiamata fuori da un certo tipo di discorso in questo momento e potrà rientrare, ma giocandosela, vista la condizione fisica del Milan, più con la Lazio che con il Milan, a meno che il Milan a gennaio riesca a rimpinguare la rosa, ma questo mese difficile ce l'ha anche il Milan, perché non c'è più la pausa. Esatto. Si aggioca fino al 31 e stiamo parlando E allora vediamo il Milan. Allora vediamo il Milan prima della Lazio, vediamo il Milan, vediamo se in regia, ecco qua il Milan, Milan-Parma, Milan-Torino, Bologna-Milan, Milan-Fiorentina, Frosinone-Milan e Milan-Spal. Sulla carta la prima partita è quella col Parma, perché il Parma è un po' una scheggia impazzita. Ma è una tranche però accessibilissima per il Milan. Tutto sommato è che il momento storico con tutti questi infortunati non butta bene. Poi c'è un Milan-Torino, il Torino fuori casa gioca meglio che in casa, il Bologna-Milan, il Bologna non si sa se riesce a recuperare una credibilità, poi c'è un Milan-Fiorentina, Frosinone-Milan, insomma... Sono però tutte partite complicate per una squadra che non sta... Perché sono tutte squadre che giocano a calcio, cioè la Spal è riuscita a fare dei partitoni. Il Torino, viste le dichiarazioni anche dei dirigenti dopo la trasferta di Cagliari, sembra che abbiano chiesto ai giocatori adesso un filotto di 3-4 partite in cui devono alzare il loro livello proprio di grinta, e quindi si passerà sicuramente da una partita difficile. Il Parma arriva sulle ali dell'entusiasmo, insomma sono partite complicate per una squadra che arriverà per forza
ad alcune di queste con il fiato corto, perché non ha i cambi il Milan, banalmente non ha i cambi. E poi è martoriato dagli infortuni, quindi il Milan in questo momento deve diventare una squadra flessibile. Sì, per forza deve fare di necessità virtù. Vediamo ma forse la Lazio. può essere anche una svolta, se fosse arrivata con un organico completo, con le idee più chiare, probabilmente questo sarebbe stato un momento più facile per loro. Comunque, vediamo, perché già la partita con la Lazio è stata indicativa. Vediamo la Lazio, ha un Chievo-Lazio, un Lazio-Sampdoria, un Atalanta-Lazio, un Lazio-Cagliari, un Bologna-Lazio e un Lazio-Torino. Io vedo qui 3 partite mediamente complicate con la Sampdoria, il Bologna e il Torino, e una più difficile che è quella con l'Atalanta. Per il resto, tutto sommato, la Lazio, se procede, anche perché poi la Lazio rispetto all'anno scorso è un po' più equilibrata, quindi fa punti fuori casa, punti in casa, segna un po' di meno ma prende anche meno gol. Quindi... Io la Lazio la vedo come un bene rifugio, nel senso, sai che questo momento in cui sai i che bot può fare quello vanno... e te lo garantisce. Ho capito. E invece Tommaso... Sì, sono d'accordo. Allora, non vedo una differenza così imponente con il Milan. Per me la Lazio è più forte perché ha dei giocatori, è strutturata meglio, più che sui singoli la ragionerei proprio di struttura, ha più cambi, è una squadra più equilibrata non solo tatticamente ma anche proprio come costruzione di rosa, quindi la vedo leggermente favorita eventualmente per arrivare al quarto posto rispetto al Milan. È una squadra che le partite, diciamo con le medio-piccole, se così possiamo definirle, quest'anno non le ha mai sbagliate, ha sbagliato tutte le partite invece con le squadre medio-grandi, compresa appunto l'ultima sfida contro il Milan, che insomma era una partita che doveva vincere la Lazio e ha rischiato di perderla e l'ha riacciuffata all'ultimo momento. Però sono d'accordo con il discorso di ieri, è una squadra che quest'anno ha trovato più o meno un equilibrio e anche si merita il quarto posto visto come l'ha perso l'anno scorso. Quindi. Ecco, allora quindi a questo punto qualche chance per una Roma staccata si possono prevedere. Quindi abbiamo un Roma-Inter, quindi se riesce a scollinare questa brutta gatta da pelare, perché l'Inter sta giocando abbastanza bene al di là dell'episodio con Bergamo, ha un Cagliari fuori casa, un Genoa in casa, poi ha un Juventus-Roma, quindi va a casa della primatista, poi un Roma-Sassuolo e un Parma-Roma, dove il Parma è sempre una squadra un po' strana che in casa dà del filo da torcere, comunque a livello di gioco. Quindi la Roma potrebbe riaprirsi uno spirale se riesce a trovare una certa concretezza. La Roma a me piace, cioè io continuo a dirlo, per me la Roma a me piace e crescerà per forza, sono molto giovani. È una squadra che ha perso tutti i riferimenti sia nello spogliatoio, sia di personalità in campo, che anche tattici. Sta ricostruendo tutto partendo dai giovani. A me Monchi tutti lo criticano, per me è un grandissimo direttore sportivo. È un valore aggiunto in Italia. Viene chiamato per fare quel lavoro e fa quel lavoro. È ovvio che è un lavoro più a lunga distanza che nel breve periodo, ma io credo anche se nel breve qualcosa fa sempre, perché deve comunque vendere e deve rientrare, perché c'è questa spada di Damocle sempre che riguarda la Roma. Esatto. No? Però per me la Roma è una squadra che alla lunga, non so se riuscirà a rientrare tra le prime 4, però è una squadra che secondo me è destinata a crescere. In conclusione, allora, dopo aver fatto questo excursus su queste squadre, non mi date credito su un dicembre quindi complicato per la Juventus, una speranza che almeno il campionato riesca in qualche modo. No, direi che può perdere qualche punto, ma non tale da creare quindi un'alternanza. Con un Napoli che dovrebbe recuperare qualche punto sulla carta. Non credo che ad Ancelotti riuscirà il miracolo che ha fatto con il Chelsea in Inghilterra. Non aveva la squadra più forte di tutto il campionato, è riuscito a vincere il campionato in Inghilterra. Non credo che con il Napoli, non avendo la squadra più forte del campionato, riesca in questo caso ad averla meglio sulla Juventus. Non per sfiducia in Ancelotti e nel Napoli, ma perché io vedo oggettivamente la rosa della Juventus, credo forse la più completa e profonda del mondo. Sì, non credo che ci siano altre squadre non so se del mondo, comunque è ben dotata. Barcellona e Juventus sono le due squadre migliori d'Europa, secondo me. C'è la sesta scelta a centrocampo della Juventus, quinta sesta scelta, e Betancourt che è titolare dell'Uruguay. Non so quante squadre in Europa, credo neanche il Barcellona sta anche crescendo molto anche come giocatore, esatto. No? Effettivamente. Va bene, allora non date credito, però a questo punto dobbiamo iniziare il discorso
Mancano 15 minuti, parliamo del campionato, del prossimo turno, vedo che vi piace, fremete, allora a questo punto... Non mi ricordo neanche le partite. Però. Allora adesso arriveranno, facciamo la slide numero 11, vediamo un attimo, e questa è regata a voi. Ecco, ma chi vuoi che vede in TV Frosinone Cagliari? Perché invece sarà fantastica il Crystal Palace Barney. Vabbè, io faccio sempre un po' la polemica riguardo a questo. È venduta meglio la seconda. Esatto, è venduta meglio, perché diciamo la verità, il nostro campionato non è un campionato da buttare via, almeno è chiaro che ci sono delle differenze con certi campionati, ma io questo è un tormentone che ormai dall'inizio di Che Calcio Che Fa ripropongo con le partite diciamo che sulla carta sembrerebbero meno interessanti del nostro campionato, quando da altre parti ovviamente ci sono delle squadre, poi senza nulla togliere al Crystal Palace, al Burnley o qualsiasi altra squadra. Questo, diciamo la verità, che se partiamo già, è un discorso che diciamo anche un po' prima riguardo al calcio, vediamo una situazione negativa del calcio italiano, però a un certo punto se siamo noi stessi a tirarci la zappa sui piedi non andiamo più da nessuna parte, quindi diciamo che il nostro campionato è comunque differente, un campionato che ha delle sue validità. Ed è un prodotto che non si riesce a vendere in certi mercati. Perché lo vendono già da altri, i soldi li danno già da un'altra parte, quindi devono cercare di carpire questi soldi in altro modo. Cioè io credo che, non so, a Sydney a mezzogiorno non guardino Frosinone, abbiamo detto? Cagliari. Guarderanno l'altra, ma perché l'altra è più sponsorizzata. Poi alla fine il livello tecnico di Crystal Palace Barley è veramente infimo mi fa piacere, io ho paura di tirare fuori questa con due grandi tecnici sostenitori del calcio inglese. Io non credo che un campionato sia... A me piacciono tutti i calci, nel senso che mi guardo anche le partite del campionato olandese, perché secondo me ci sono delle cose positive, mi piace tanto il campionato francese, mi piace il campionato inglese, mi piace quello italiano, hanno tutti delle particolari, delle caratteristiche diverse. E come dice Harry, non è un caso che il campionato inglese sia venduto meglio, perché il campionato inglese è più bello esteticamente da vedere, non dal punto di vista del gioco, proprio esteticamente come spettacolo. Immagine, cioè come tu arrivi e spettacolo. vedi lo stadio pieno, i colori sono belli, il campo è verde, il senso dell'appartenenza, è tutto bello, esatto. È tutto merchandising. Gli stadi pieni fanno, perché guarda anche solamente il Napoli, che è una squadra ormai che è di rango in Italia, di alto rango, a volte ha questi spazi vuoti che sono un po' stadio che ha qualche problema. E certo, anche dal punto di vista, diciamo, tu vendi comunque un packaging oggi, Devi vendere, è molto brava. Ecco. Poi soprattutto il campionato italiano è privo di tutto, cioè c'è la Serie A e poi la Serie B e la Serie C ormai non esistono più, per cui è inutile. Non so quante squadre ormai abbiamo, non lo sappiamo neanche più. C'è Lentella che oltretutto era ferma da mesi e mesi e mesi, gli fanno ripetere la partita perché l'arbitro l'altro giorno ha ammonito per 2 volte un giocatore senza espererlo, per cui non è stata omologata, e siamo a questi livelli di follia. Infrazione tecnica. Va bene, allora passiamo al campionato, vediamo velocissimamente la classifica, così ci diamo un'infarinatura. Abbiamo le prime 4 posizioni per la Champions, un Milan che ha perso, no, non ha perso la posizione, l'ha persa il Parma, ha recuperato il Parma la posizione sulla Roma riguardo alla 6ª posizione dell'Europa League, il Sassuolo che ha perso settimana scorsa col Parma ha segnato il passo, l'Atalanta che ha perso, la Fiorentina ha pareggiato, rimane sempre in una zona interlocutoria assieme al Torino, poi abbiamo la Sampdoria, il Cagliari, il Genoa, la Spal che sono abbastanza simili come posizione, poi 2 squadre che stanno risalendo con il cambio tecnico della panchina, con l'Udinese e l'Empoli a 12 punti, un Bologna che scivola tragicamente in terzultima posizione e un Frosinone che risale a poco e il Chievo che è una classifica bugiarda, a mio parere. Perché è bugiarda? Per me è bugiarda perché se terminasse oggi sarebbe bugiarda, perché la Roma non può stare lì e non può stare lì neanche il Torino. Sono 2 squadre secondo me che io vedo in posizione più alta. Però io sai quante volte ho detto, settimana scorsa c'era Cesare Buma di Toro Channel e ho detto, ma come mai questo questo Torino ogni volta ricomincia da capo con questa ipotesi di poter andare ad addentare almeno la 6ª posizione, la 5ª posizione, e invece sarebbe cede. Gioco per tutto il calcio italiano che il Torino andasse in una posizione diciamo europea, perché è anche una squadra che ha tantissimi tifosi, li porta fuori, seguono la squadra in modo direi viscerale, sarebbe opportuno che il Torino... È una squadra inglese concettualmente, sì, lo so sarebbe che ti un piace. Vantaggio per tutti se il Torino andasse in Europa. Anche per cambiare un po'. Quindi tu toglieresti dalle prime 4 la Lazio? Io la Roma in potenza la vedo messa meglio.
e vedo il Torino sicuramente in Europa League. Al posto di? Milano, Sicuramente il Parma in questo adesso, caso. il Parma. Va bene, No, vediamo. il Milan lo vedo nelle coppe, Vabbè, questo Il perché Milan lo vede c'è un nelle discorso coppe. comunque di lignaggio e quindi guardiamo un attimo il turno di questa 14ª giornata di Serie A. Abbiamo le due partite clou segnalate con il colore rosso, abbiamo quindi un Roma-Inter, un Atalanta-Napoli, perché sono similari, tutte e due le squadre di casa sono interessanti e forti con 19-18 punti della Roma e dell'Atalanta, e le altre sono la terza e la seconda che vanno in questi rispettivi campi, quindi è un coefficiente simile di difficoltà. Poi abbiamo un Milan-Parma che lì si gioca per la quarta posizione e comunque una situazione diciamo a ridosso della Champions, un Fiorentina-Juventus che regala sempre dei contenuti, la Fiorentina è molto forte in casa. La Sampdoria-Bologna, dove il Bologna è messa qui come partita perché il Bologna sta veramente rischiando la panchina Inzaghi, quindi ho paura che veramente ci sarà una svolta se non riesce a fare punti. Sassuolo-Udinese, con più che altro un Udinese che si sta rivitalizzando in un campo del Sassuolo come appunto dove appunto il Sassuolo ha perso la settimana scorsa, quindi ha segnato un po' il passo, sembrava in ascesa, invece si è bloccato. Poi abbiamo due partite che sono Chievo-Verona, Lazio e Frosinone-Cagliari, che non dovrebbero dire nulla, però in realtà il Chievo ha pareggiato la settimana scorsa e l'avevo anche tirata qua in questi studi al Napoli, dicendo che c'erano le ultime tre partite, la Juve, l'Inter e il Napoli, chi potrebbe perdere un punto, e infatti potrebbe essere questo Chievo che non ha ancora fatto un punto, e infatti è arrivato. Non la voglio tirare agli amici della Lazio, comunque questo fa anche capire che il campo di Verona del Chievo è sempre un po' pericoloso. Il Frosinone sta crescendo, il Cagliari non ha poi alla fine della fiera quelle grandissime ambizioni, è sempre una squadra interlocutoria. Le ultime due partite sono Spal-Empoli e Torino-Genoa, che in realtà sulla carta non dovrebbero dire niente da un punto di vista proprio, secondo me, di spettacolo e di sorpresa. Però non sono male come squadra, a me non dispiace. Beh, questo è chiaro che è una mia classifica, è logico che ci sono delle chiavi di lettura personali. Se il Torino vince potrebbe anche superare il Parma, dovesse perdere contro il Milan, o comunque avvicinarsi al Milan. Da quel punto di vista. Insomma, perché il Torino in casa fa meno punti che fuori casa. Il problema è questo, diciamo, sulla base, e dall'altra parte c'è invece appunto il Genoa che fuori casa, infatti il Torino è male in casa e meglio fuori, il Genoa è il contrario, molto forte in casa. Il Torino fuori è più corsaro perché ha un'idea di calcio diversa, ecco. E ritorniamo sempre sul discorso del Torino. E invece tornando sulla partita clou, diciamo, poi quella vabbè insomma un po' più importante da questo punto di vista, abbiamo quella appunto che riguarda aspetta che devo guardare un attimo, quindi rivediamo un attimo questo Roma-Inter che è un 19 contro 28. La Roma ha non in casa come diciamo nella classifica dei punti fatti in casa, e l'Inter è seconda. La Roma però ha una fuori casa. La Roma ha una sicurezza in questo momento che l'Inter non ha, cioè la Roma ha passato il turno in Champions League perché andrà tra le prime come dire 16. L'Inter ancora se lo deve guadagnare, quindi probabilmente l'Inter ha più urgenza di fare qualcosa. Sì, questo è vero, è anche vero. Urgenza adesso, dici? Sì, adesso in questo momento, perché la Roma comunque un risultato l'ha già ottenuto, ha una sicurezza matematica. Però è anche vero che l'Inter ha una partita difficilissima in Champions League in settimana. È come una finale, quella. È come una finale e ha un margine per cui può permettersi di perdere dei punti in campionato senza perdere la posizione. La Roma invece è obbligata a fare dei punti per recuperare la posizione, per cui è una partita interessantissima. Pareggio. Hai ragione, perché il dato è questo, che la Roma ha il miglior attacco in casa con 16 gol e l'Inter la seconda difesa con 6 gol subiti, 4 in una sola partita. Questo per dire cosa voleva dire 2 gol nelle partite precedenti. Quindi insomma da un certo punto di vista forse il pareggio potrebbe risultare anche confortante per questa Roma che non riesce a trovare la giusta dimensione in questo periodo per vari motivi. L'altra partita invece, per questo dico sempre che l'Atalanta è il campo di Bergamo è sempre molto difficile, perché hanno una difesa, la prima difesa della Serie A in casa, hanno subito solo 3 reti. Quindi il Napoli, che ha già pensato alla Coppa, ha fatto sto 0-0, sono quelle partite, l'abbiamo visto
la conferma dovrebbe venire in questa partita qua contro il Napoli, e la conferma della partita, della performance che ha fatto contro l'Inter, quindi gestione del pallone da parte della squadra un po' più forte, e poi dopo in realtà ti infilo con le mie armi migliori, il mio ritmo. Incontrare l'Atalanta quando ha una settimana di tempo Gasperini per preparare la partita contro una grande squadra che arriva da un turno duro di Coppa e che ha un altro turno altrettanto duro, se non forse peggiore addirittura, la settimana dopo, io non ci metterei mai la Devi firma. andare a Anfield il Napoli. E guarda, l'Atalanta in quelle condizioni lì rischi che ti asfalti, come è successo con il ritmo e la velocità. Perché se l'Atalanta fa un'altra partita con i ritmi che ha tenuto con l'Inter, fa fatica anche Real Madrid, fa fatica sì, chiunque. molto l'approccio che hai tu, se hai la mente libera, andare ad attaccare l'Atalanta, perché quella partita l'Inter tendenzialmente ha lasciato liberi dei giocatori come Ilicic, non avranno Papu Ilicic Gomez, che è squalificato. Scusa? Non avranno Ilicic perché è squalificato. Questo è una cosa. L'avessero avuto ad agosto, oggi avremmo un Atalanta in Europa. È vero, è vero, infatti. Allora, invece la fascia, diciamo, successiva c'è il Milan-Parma, dove il Parma fuori casa non ha mai pareggiato, ha perso 3 volte e vinto 3 volte, quindi è una squadra un po' garibaldina, quindi da prendere con le molle. Cosa dite? È una squadra che in questo momento ha la grande opportunità di fare un salto e di mettersi addirittura tra le prime 5 del campionato dopo un fallimento e dopo anni di sofferenza. Il Parma è una sorpresa. Esatto. E secondo me, per la spinta emotiva che ha e la convinzione che ha in questo momento, è una squadra che secondo me farà sicuramente bene. Dall'altra parte ho sentito proprio in questi giorni le dichiarazioni di Gattuso, che dice che l'ambiente del Milan è carico, è ben motivato, non ha tutto sommato questa partita così complicata da affrontare contro il Parma. È una squadra che appunto ha fatto tanto bene ma ha fatto anche tanto male. Con un po' di intelligenza e con la gestione della partita che ha avuto contro la Lazio, per me può portare a casa i 3 punti. Per ciò che riguarda il Milan. Ma io vedo il Milan abbastanza favorito, onestamente. Tutto questo pessimismo attorno al Milan andrebbe un po' rivisto, perché a mio parere è una squadra che deve appunto recuperare gli infortunati e poi comunque un suo assetto ce l'ha. Certo, dal Milan non puoi chiedere il secondo o il terzo posto, ma sicuramente bene farà poi alla fine. Sì, per me il Milan, questa partita o la vince il Milan, ma alla peggio la pareggiano. Difficilissimo secondo me che in questa partita. A mio parere il Milan può andare bene anche in Europa League. Vediamo come prosegue. Quindi... Secondo me andare fino in fondo in Europa League il Milan no. Andare fino in fondo non lo vedo possibile. Il tuo socio non è d'accordo? No, è chiaro che magari una finale, una semifinale è dura. Sono delle squadre troppo forti, quando ti scendono anche quelle dal... È difficile, il Milan è difficile, non è una squadra ancora pronta per certi... Non ha un'identità ben precisa, perché adesso l'ho dovuta anche cambiare. Sono state delle squadre kamikaze in Europa League. No, più che altro, io penso alle partite contro il Betis Siviglia che ha giocato il Milan. Insomma, il Betis Siviglia l'ha cancellato dal campo, e stiamo parlando del Betis. Quando ti trovi davanti quelle però che il Betis dopo ha fatto il risultato successivamente. No, sì, però il Milan è un'ottima squadra il Betis, però dico... Cioè, quando poi ti trovi davanti il Chelsea, dovessi trovarti davanti il Liverpool, che magari non si qualifica per gli ottavi, per esempio la stessa Inter, o la stessa Inter. Però Tommy, a marzo poi cambiano le situazioni un po'. Sì, ma se ti scendono il Tottenham o l'Inter, il Liverpool o il Napoli, certo, sono... Dai. Va bene, passiamo all'ultima partita da analizzare velocissimamente, che è la Fiorentina, perché io penso alla Fiorentina in casa è una squadra che ha fatto 14 punti con 14 reti e 3 subite. Gioca un bel calcio, bellissimo. Allora, quindi gioca un bel calcio, possiamo pensare, sempre tornando alla proiezione precedente, dicendo che la Juventus potrebbe lasciare qualcosa lì all'Artemio Franchi va in casa di un nemico storico, un nemico acerrimo, forse una delle squadre più dure, il campo forse maggiormente nemico per la Juve. Sì, oddio, un X2, ma insomma, da vedere. Una partita, vediamo un attimo di nuovo le partite. Ditemi una partita secca che, oltre alle più titolate che abbiamo visto precedentemente, vorreste vedere in televisione. Vediamo se c'è la slide. Perché se riesco a rivedere, sì. Allora, eccola.
Cioè tolto Roma, Inter, Atalanta, Napoli, Tolte quelle partite lì, ti dico, quale vedresti? Quelle che tu hai messo in grigio, perché la Spal e Torino-Genoa. Empoli sono due squadre che a me Torino-Genoa è bella. Torino-Genoa è bella. Ok, Torino-Genoa, anche perché poi ne abbiamo già parlato velocissimamente. Se ci fosse rimasto Ballardini avrei preferito. che mi Sarebbe piace. stata una cosa interessante. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, ragazzi. peccato. Abbiamo fatto Volata. un discorso Esatto. velocissimo, abbiamo parlato velocissimamente di tantissime cose. Avremo bisogno di approfondire, quindi io vi invito quando volete venire qua in trasmissione. A Che Calcio Che Fa. Henry, la tua attività si svolge anche di sera con il discorso del Quasi DJ, sempre, quindi i ritmi sono abbastanza notevoli. con i tuoi, diciamo, le tue tendenze mod beat anni 60-70 che sono molto particolari, con DJ set fatto con il I CD, 45 giri. i 45 giri, non con il CD. No, poi è tutta una musica che si sviluppa attorno alla black music, quindi il soul, il rhythm and blues, la musica giamaicana, e poi dalla parte diciamo bianca il beat, il freak beat, diciamo il Britpop, Il psichedelia. Britpop, insomma il pop britannico. Ti vediamo Sì. quindi prossima sera dove sei? Ma direi O l'appuntamento fisso che è durante la settimana? l'appuntamento, direi il Bico a fine mese, a fine dicembre, e poi il Milano Mod Club che è ai primi di gennaio. Quindi è una manifestazione importante. Invece saluto ovviamente Tommaso Lavizari con il suo libro Surf. Esatto, cercatelo in tutte le librerie. Le novità le scopriremo nel 2019 perché ci sono un po' di cose sul tavolo che stiamo analizzando. Vediamo che cosa succederà. Ti ringrazio perché mi sono divertito molto. Bene, io vi ringrazio. Sì, è stato divertente, Spendo una veramente. parola per C'era una volta Orei, perché è una bellissima trasmissione. Nel frattempo non posso non riassumere dove ci potete vedere o ascoltare, quindi Che Calcio Che Fa su Lombardia TV il venerdì alle ore 21 e il sabato alle 18 in replica. In radio su Silver Music Radio lunedì alle ore 11 sempre con altri ospiti, e poi sul web se volete andare a vedere qualche informazione checalciochefa.com. Io vi aspetto settimana prossima con la 7ª puntata di Che Calcio Che Fa. Ciao!